Buonasera. L'estate divide gli umani in macro categorie. La prima è quella dei giovani, di cui non mi curo, che anzi tollero a malapena tanto sono fastidiosi. Io appartengo a quella macro categoria di donne di mezza stagione, che non sono ancora tanto vecchie da segnarsi i consigli del TG1 per non schiattare come mosche colpite dal Baygon, ma neppure tanto giovani da fare la fila per vedere come si è pettinato quest'anno Soriga. L'anno scorso si pettinava come Blondi, quest'anno è pettinato come Pat Morita, il giapponese di Karate Kid, e questo è tutto. Le donne della mia età non vanno al mare. Io per di più perché ho un alluce bruttissimo. A me crescono anche i peli sull'alluce e su Instagram con questo alluce io non ci vado proprio. Cioè non... Le donne della mia età amano le sensazioni forti perché ancora sono delle donne, non sono sante, non tentarle, non sono sante. Ma nessuno gliele fa provare queste sensazioni forti, allora se le vanno a cercare. Io per esempio in estate patisco la programmazione estiva TV. Gli autori della TV sono convinti che noi facciamo i bagagli a giugno e torniamo a settembre, che non è vero, noi a casa stiamo, sempre quelle, insomma. Quindi se mi mandi le repliche di Beautiful non mi fai un gran servizio. Allora io previdente mi sono fatta una bella campagna elettorale e sono ora consigliere comunale, che è come guardare una puntata di Beautiful, ci sono tutti gli elementi precisi e anche gli orari della messa delle riunioni è lo stesso. Inoltre noi donne della mia età siamo sempre connesse, no? Noi anziane della terra di mezzo, perché a casa nessuno ci dà retta, sulla rete siamo prese sul serio, ma proprio tanto sul serio. E la nostra isola felice, la connessione, ne siamo tanto devote che io ho scritto una specie di preghiera talmente sentita e condivisa che con questa cosa ho vinto il Poetry Slam regionale, cioè una cosa... E questo spiega che siamo tutti digitalmente devoti e questa è una cosa buona, credo. Quindi adesso io vi chiedo un momento di concentrazione, facciamo la preghierina di Facebook tutti insieme, va bene? O Dio di tutti i server, in nome del tuo figlio amatissimo Zuckerberg, liberami dal poeta in pensione che in posta privata inneggia le mie burne cosce, ignorando che mi depilo dal ginocchio in su solo nei mesi estivi.